bravi i carabinieri, ho avuto le prime notizie stamattina, bravi, bella attività, insomma, come si dice, l'aria è cambiata, adesso vogliamo vedere sempre di più sti arresti, ste operazioni, ste rettate, noi siamo per la legalità, male non fare, paura non avere. Un plauso ai carabinieri per questo brillante risultato è arrivato immediatamente dal governatore Zaia, ma non solo. Voglio fare il mio più sincero plauso alla Procura di Venezia e all'Arma dei Carabinieri che con il supporto delle altre forze dell'ordine, tra cui la nostra polizia locale, hanno portato a termine un'importante operazione antidroga. Sono state le parole del sindaco Brugnaro che ha aggiunto: continuiamo così a far pulizia in città. Dal sindaco di Mira Marco Dori i complimenti invece alla polizia municipale. Evidenzio ha dichiarato anche l'importanza della prevenzione e dell'educazione oltre che del controllo sul territorio. Non possiamo che condannare severamente chi avvicina al mondo della droga e i nostri giovani, impegnandoci al massimo, ha concluso, in piena collaborazione con le forze dell'ordine nel monitoraggio del territorio per contrastare la criminalità.